Ciao bellissimi! Oggi andiamo a fare un'escursione in quel di Resia, siamo in località Passo di Tanamea. Abbiamo guardato su internet un'escursione che dovrebbe durare un'ora e un quarto fino alla Casera, e però non parla del periodo invernale, quindi siamo stracuriosi di vedere se è fattibile, se il percorso è battuto oppure se dovremmo tornare indietro. Ecco qua la segnaletica per la casera Niskjoark. Là c'è il cartello di comune di Resia, quindi è proprio facile da trovare. Noi oggi siamo assolutamente non attrezzati, non abbiamo neanche i ramponcini né le ciaspole, ma non sembra necessario. Anzi, in realtà io sono quello poco attrezzato, perché lei ha i ramponcini e anche le bacchette, racchette, bastoncini, chiamateli come volete. Siamo arrivati a questo ruscello e abbiamo perso completamente ogni indicazione del sentiero Kai, quindi proveremo a proseguire un po' casualmente e tanto è bello lo stesso. ecco, poi chissà che non lo ritroviamo, anche perché i simboli si dovrebbero vedere. Adesso magari sono coperti dalla neve quelli fatti sui sassi, ma almeno sugli alberi comunque anche dalla distanza si notano, quindi se ci passiamo vicino lo dovremo ritrovare. E adesso proseguiamo seguendo i sentieri degli stambecchi. Mi suggerisce dei caprioli. Ci sono anche un bel po' di cacchette in giro, quindi quelle sono facili da seguire. Le hai viste tu? No, non le ho viste. Andiamo, le hai quasi pestate. Come si fa a capire che sta registrando? Ah sì sì sì, vedo. Salto? Dipende se sotto è abbastanza sicuro. No, scherzo. Ah ok, volevo ben dire. Se vuoi girarti. Ecco, questa è la risposta a quelli che mi domandavano: ma la tua mamma sa che fai quelle cose? A caccia di topi. Questa è comunque la salita che faremo adesso. È una stradina. Ecco, uno sta una vita a costruirsi una casetta in mezzo alla neve e poi arriva il Ma primo di magari è solo turno una e la ribalta. stradina. Voi non la sentite, ma mia mamma sta dicendo che devo intitolare questo video a quattro zampe, perché lei sta procedendo un po' come un capriolo, quindi si aiuta con le mani per salire la salita. Che brutto video! Non so più parlare. Ci sarà un motivo se vengo su a quattro zampe, no? Wow, ma che panorami, ma che riprese, mozzafiato, wow. È l'1:10 e di simboli Kai non ne abbiamo visto neanche mezzo. Adesso noi continuiamo a salire, magari troviamo la casera, però poi dobbiamo anche mangiare. Ripartiamo? Sì. Ok, però prima una cosa filosofica. La vita è come questo ramoscello. È tutta storta, ma bellissima. Il sentiero di Caprioli sta diventando un pelo troppo ripido. Mi sa che tra poco torniamo indietro. Cioè qua sta diventando un po' arrampicata. Cosa dici? Torniamo indietro? Ma cosa si vede di sopra? Di sopra. Sempre ancora andare in su. È tutto come questo pezzo. Proviamo ancora un pezzettino. Non siamo così lontani, però si vede anche la macchina. Eccola là. Tac.
Quella laggiù è la zona dove abbiamo fatto il video nella neve con i tessuti. Vi ricordate? Cosa vedono i tuoi occhi da elfo? C'è ancora tanta salita prima dell'arrivo. Basta! Ci sta. Diciamo che già arrivare fin qua è stata una bella faticazza, assolutamente completamente fuori dal sentiero Kai, che a quanto pare in inverno è molto più difficile da seguire. Non abbiamo visto né impronte di persone che l'hanno utilizzato e da un certo punto in poi non c'erano più neanche i segni Kai, quindi siamo partiti veramente per la tangente e adesso siamo sul crinale in direzione cima, ma è ancora bella distante, quindi torniamo indietro. Arrivati! Com'era? Contenta? Sì, bello il posto. Un po' faticoso? Un po' da capre, ma insomma. Insomma, la morale della favola è: il sentiero che apriamo noi! Quel sentiero che apriamo noi!